Amici di Radio Guest, ben ritrovati e saluto subito il nostro ospite di oggi. Ciao Luca Buosi. Ciao a tutti, buona giornata. Luca è un compositore di colonne sonore, ma non soltanto. Ma prima di scoprirlo, chi è Luca? Luca Buosi è un musicista innanzitutto che ha iniziato a suonare all'età di 11 anni e man mano col tempo, implementando sempre più gli studi, è riuscito ad avvicinarsi successivamente al mondo dell'audio-video, dunque a comporre colonne sonore. E una volta arrivato a questo punto abbiamo iniziato a perfezionarci e infatti oggi siamo qui in radio proprio perché abbiamo vinto dei premi. Ho visto che le tue composizioni sono diventate naturalmente colonne sonore di un film, ma che cosa vuol dire interpretare un film? Cosa vuol dire fare una colonna sonora che poi ovviamente è uno dei biglietti da visita del film? Diciamo, dare voce alla colonna sonora non è semplice, bisogna innanzitutto riuscire ad analizzare bene il video, cosa vuole il regista trasmettere. E secondo me la vera abilità del compositore è riuscire a capire quello che è il messaggio del video per poi metterlo in musica, perché alle volte è molto importante riuscire a dare anima anche nei silenzi, nelle parti dove non c'è un parlato o comunque non c'è un dialogo, e in quei momenti lì la musica fa la differenza perché bisogna saperla interpretare, ovviamente in base al contesto, contestualizzarla per poi dargli vita e soprattutto renderla unica, perché altrimenti rischiamo poi di copiare cose già fatte, che non va bene. Insomma, un cortometraggio, un film, un qualsiasi cosa che viene fatta deve essere unica, e appena tu ascolti le note la devi riconoscere e dire: ah sì, questa è la musica di ipotesi, fa il nome di un film, che può essere di Morricone, esempio, però bisogna subito riconoscerla proprio perché è la sua particolarità. Si potrebbe parlare di carpe diem in questo caso? Sì, beh, è il lavoro più difficile, riuscire a interpretare quello che il regista vuole, perché effettivamente non c'è un qualcosa, lui ti può dare degli spunti, ma giustamente lui non è un musicista, e il regista ti può dare delle indicazioni alle volte grossolane, ma perché proprio non è il suo compito, tra virgolette, ma è nostro. Il nostro compito è riuscire a capire cosa lui vuole, e chi più è bravo più lo interpreta meglio, e questo è il lavoro del compositore, no? Quando andiamo a scrivere qualcosa andiamo nell'ottica di quello che poi è il prodotto finito, non solo la musica, ma dobbiamo guardare il prodotto già confezionato, perché ovviamente la musica è una delle ultime cose che va sul video, perché ovviamente quando ti passano la traccia video ci sono già tutti i dialoghi, c'è già tutto quanto, c'è già quanto dura, tu devi andare ovviamente a musicare, a creare quel qualcosa in più che già lui ti ha dato. Dunque questo è il vero lavoro. Luca, tu sei un artista, un musicista, un compositore veramente poliedrico, ma quanto sacrificio e quanto studio c'è stato nel corso della tua carriera per arrivare a dove sei adesso? Di sacrificio ce n'è tanto, perché comunque io ho iniziato a 11 anni e mi ricordo che non avevo il motorino, e per andare a scuola di musica andavo in bicicletta e avevo 7 km andata, 7 km a ritorno, anche sotto la pioggia, perché alle volte non avevo la fortuna di avere i genitori che mi potevano accompagnare, dunque andavo io in bicicletta. Ho iniziato così, sono ancora tuttora, adesso che ho quasi 39 anni, che sto andando a scuola di musica, sto studiando, nonostante comunque ho dato degli esami anche da privatista al conservatorio, eccetera, anche altri corsi musicali. Lo studio è una costanza, secondo me, che bisogna esserci sempre. Alla sera alle volte sarebbe bello sedersi sul divano e guardare un film, però diciamo che se lo fai sai che, tra virgolette, vai a togliere del tempo a quello che potrebbe essere, tra virgolette, un'occasione per poter imparare qualcosa in più. Dunque il sacrificio è una costante sicuramente di chi studia musica, perché comunque è una scuola, basta vedere la durata anche stessa del conservatorio, che comunque porta via molti anni rispetto a, faccio un esempio, una laurea breve. È sicuramente una cosa molto impegnativa, ci vogliono molte ore al giorno per studiare, per interpretare, e soprattutto non è solo lo studio, ma
Ognuno di noi poi è diverso. C'è chi è più fantasioso, dunque gli piace suonare e inventare le cose, come me. Faccio un esempio, perché sono un compositore, mi piace molto, anche quando faccio le serate di musica dal vivo, fare dei pezzi improvvisati, perché mi stimola un po' quello che è lo studio. Poi ci sono altri musicisti bravissimi che leggono uno spartito a prima vista e lo suonano in maniera perfetta. Diciamo che ognuno di noi ha delle caratteristiche, basta riuscire a capire qual è, tra virgolette, il nostro punto forte e cercare di valorizzarlo. Dunque è un consiglio che do a tutti: cercate di trovarlo, questo punto, e valorizzatelo. I tuoi studi e il tuo sacrificio ti hanno portato anche fuori regione, addirittura anche fuori dall'Italia con le tue produzioni. Quali sono e che collaborazioni hai avuto e hai o avrai? E poi ti chiedo anche di ringraziare, perché so che hai tanti collaboratori che ti danno il loro apporto e ovviamente ti sono sempre stati vicini. Sì, allora, innanzitutto sono fortunato a essere qui. Dico fortunato perché ho l'occasione di poter parlare di questo lavoro. L'ultimo lavoro che ho fatto è un cortometraggio fantasy che ha 13 scatti e ha vinto 6-7 premi in giro per il mondo, il più importante a Hollywood, poi abbiamo vinto anche in Italia, a Roma, in Ucraina, Regno Unito, insomma in Istanbul ne abbiamo vinti parecchi. Però ovviamente fa parte sempre, bisogna ringraziare tutto lo staff, perché non è solo il compositore o il regista, che è Leonardo Barone, che saluto e ringrazio, ma c'è proprio tutto uno staff dietro. Tra l'altro colgo anche l'occasione per ringraziare anche la protagonista, che è Petruzzi, il coproduttore Gabriel, e un ringraziamento anche speciale a Umberto Labozzetta, che comunque è sempre in fianco a me, che mi sostiene, dunque sicuramente è una persona molto importante del settore, molto valida, che ringrazio in particolar modo. Cogliamo l'occasione per salutarlo. Un giorno mi auguro anch'io sia ospite in Radio Guest. Grazie veramente di cuore, noi ti facciamo i migliori auguri per tutti i tuoi lavori, per la tua carriera, momento non semplice questo per il mondo dello spettacolo e della musica, ma sicuramente dopo la pioggia ritornerà il sole. Una frase banale, però che ha il suo effetto in questo momento e serve. Di cuore veramente tanti auguri per il tuo futuro. Grazie Luca. Grazie mille, grazie a tutti, se avete piacere seguitemi sui social. Ciao!